Quando senti dire Domus de Janas, pensa a questo. Nessun autore antico le chiama così. Nei testi antichi e nei padri della storia sarda Fara e Arca non esistono case delle fate. Esistono grotte, ipogei, caverne artificiali, dimore sotterranee. Nell'Ottocento, per esempio, Vittorio Angius descrive caverne artificiali che paiono antiche sepolture accanto ai nuraghi. Ma il nome Domus de Janas non c'è. Quel nome arriva dopo. E quando cambia il nome, cambia anche il senso, da struttura reale a favola per bambini. Se seguiamo la cronologia in anno mundi, usata da Lucidus, Fara e Arca, il diluvio è all'anno 1657 dalla creazione, cioè circa 4329 anni fa rispetto a noi. E Fara scrive che dopo il diluvio, la Sardegna entra in una lunga